Cagliari-Sassari-Cagliari e in genere quel tipo di competizione automobilistica certamente pericoloso per il pubblico era destinato a morire. Dopo l'incidente alla Ferrari di De Portago nella 1000 miglia del 56, un incidente che coinvolse decine di spettatori innocenti, le lunghe corse su strada furono abolite. Sopravvissero le cronoscalate che ancora oggi si disputano in tutta Europa, ma l'interesse, anche per i piloti di vetture da turismo, cominciò a spostarsi nettamente verso la pista, l'autodromo, e anche la Sardegna non sfuggì alla regola del sogno, della chimera di avere un circuito tutto suo nel quale richiamare, oltre i piloti e le auto da corsa, migliaia di appassionati. 23 e 24 marzo 1996, ecco due giornate motoristiche all'insegna del passato e all'insegna dei ricordi, due giornate di automobilismo d'epoca che hanno vivacizzato e polarizzato l'attenzione e la curiosità, non solo delle due maggiori città della Sardegna, ma di tutti i centri abitati e attraversati. Parliamo infatti della Cagliari-Sassari-Cagliari storica, organizzata dal Circolo Sardo Automoto d'Epoca, ha riproposto, dopo 40 anni esatti dall'ultima edizione, una classica del passato, una rievocazione in piena regola e con tutte quelle componenti di spettacolarità e fascino caratteristiche indiscutibili di queste manifestazioni. I'm white inside, that don't help my case, 'cause I do. Ed eccole le protagoniste, loro, le regine, le attrici della manifestazione, tutte insieme riunite nei 6 giorni precedenti alla gara, tirate a lucido, pronte per farsi ammirare, pronte per il gran salto verso Sassari e ritorno. L'estetica è perfetta, meccanica e motori preparati a dovere. Il patrocinio del Turisport 96 ha consentito una rassegna statica estremamente valida, con le vetture poste in fase di partenza, ricreando quello che nel passato veniva definito il parco chiuso per le verifiche sportive antegara. Is in my skin when to be so black and blue. Vetture partecipanti di notevole interesse storico, gamma completa di berline sportive del passato, degne rappresentanti del tempo di gioventù, grintose testimonianze di competitività sportiva degli anni 50, 60 e 70, ma anche affascinanti gioielli degli anni ruggenti. Old Sassy Bond, lovers say in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Sassy Bond, I say to you, like the French people do, Mama, it's so good. Ah, yes, every kiss, dear. Grab your boat, grab your habit. Just like a
Tanta voglia di rivivere l'antico percorso, le antiche imprese, tanta voglia di sentirsi con la propria auto protagonisti di una corsa entusiasmante. L'impegno col cronometro e con i certosini conteggi dei tempi da percorrere è costante. Oristano, inizia la selezione, iniziano i giudizi, ma c'è spazio anche per l'appetito e poi subito via verso il prossimo controllo orario fra 53 chilometri. Il cronometro non aspetta.
sensational. I think you just sensational. Percorrere un mito è nel risalire i tornanti della Scala di Giocca vivere sentimenti indescrivibili. La storia automobilistica di queste curve affascinanti è così piena di episodi, di capitoli, di famosi piloti che ripercorrerla si prova un brivido. Arrampicarsi con audacia e mettere alla prova le ultime forze meccaniche prima del traguardo di Sassari. Dopo quella, forse le curve sono finite, sperano in tanti, e così non è, e si continua a salire ed a girare lo sterzo, e intanto il cronometro scandisce inesorabilmente i minuti che mancano al controllo orario. Dopo 7 ore ci siamo, l'ultimo sforzo, l'ultimo sprint, ci siamo, ci sono tutte. E mentre si nasconde la sera tra le ombre del crepuscolo, la poesia automobilistica di questa prima giornata accompagna tutti ad un sospirato relax. Doccia, cena festosa e sonno meritato. Domani si riparte.